4 in barriera, più che dire. Va Pogba a giro, tocca Padelli, ma non basta. Il terzo gol nel derby per Paul Pogba, come all'andata come in Coppa Italia, sempre Pogba. 1-0 Juve. Ma si può fare meglio? Sì, perché lui deve spingere di più, deve guadagnare, visto che ha letto quel tipo di traiettoria, poi dopo non ha quasi spinto e quindi gli è rimasta proprio in mano. Esatto. Esulta Pogba anche in maniera composta. Mandžukić con la testa, poi col corpo e alla fine Khedira che prova a galoppare, si sta inserendo Pogba, Khedira in percussione, va da solo, non lo ferma nessuno, e Khedira segna il gol del 2-0 al 42esimo. Il centrocampo della Juve sta devastando il Torino. 2-0. Quando sta bene fisicamente, ha un'esperienza, una conoscenza del calcio che gli permette di riconquistare questa palla, e fuori Moretti, vedi, quindi clicchi dalla copertura e non riesce a stringere su di lui, che poi è bravo coi tempi giusti a entrare bene. Quadrado poi, Lemina in orizzontale verso Rugani. Pogba combatte con Maksimovic, la palla va da una parte, Pogba va dall'altra, Maksimovic ancora non l'ha capito, Scugliaia dentro per Morata in area di rigore, grande aggancio di Morata che mette la palla in porta e segna un gol favoloso, quello del 3-1 sulla pennellata di Paul Pogba. Segna Alvaro Morata, 18 nel secondo tempo, 3-1 per la Juve. Contro i fenomeni si può far ben poco, e per fenomeni intendo prima Pogba, esatto, che ha fatto non solo la palla gol ma anche come ha girato Maksimovic, ha fatto una giocata veramente alla Zidane, girato di spalle, questa è una giocata veramente alla Zidane, questa qua, palla morbida, e poi qua c'è un'altra giocata di un fenomeno, super aggancio che fanno i campioni, Riccardo. Super aggancio col destro e tocco morbido con il sinistro, non è riuscito a segnare pur giocando benissimo Monaco di Baviera. Entra dalla panchina per l'infortunio di Dybala e dimostra una volta di più che forse in campo doveva andarci dal primo minuto. 3-1 per la Juve a poco più di mezz'ora dal termine. Infatti va Pogba addosso alla barriera, palla che gli ritorna, Pogba per Morata che infila l'angolino, poker della Juve, doppietta di Morata, 4-1. Il derby praticamente finisce qui con la doppietta di Alvaro Morata. Comunque girala di prima rete, andiamo a capire, forse c'era qua lo palo, esatto, molto più basso di tutti, vedi, è quasi proprio sulla linea, che ti dà anche una mano per valutare la posizione, e Morata poi è bravo a correggere in rete. Forma sbagliante per lo spagnolo.